Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash del vostro maestro veneziano in cui parleremo di nuovo di sigilli. Ho già parlato altre volte, ma vedo che c'è interesse, alcune amicizie mi chiedono informazioni sui sigilli. Ma prima di fare questo, il vostro maestro veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegard, al canale del vostro maestro veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, dove ad esempio su Face stiamo rilanciando il gruppo radionica, radioestesia, tarologia ed ermetismo, siamo più di 1350 amici e se non ti sei ancora iscritto vuol dire che manchi solo tu. In più abbiamo il sito capitano.altervista.org e i link sono sotto qui in descrizione, dove c'è una sezione dove si possono scaricare più di 20 ebook con tante di istruzioni, ne hanno già scaricati più di 150.000 e il vostro maledetto veneziano ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiestesici. Non vorrei dirlo, ma lo dico, è uno dei siti a livello nazionale che parla di radionica e radioestesia più battuto. Abbiamo anche una sezione shop dove si parla sia di sigilli e anche di riti propiziatori e operativi di vario tipo di protezione, eccetera. In più abbiamo anche Telegram, i link sono sempre sotto in descrizione, se volete raggiungerci siete benvenuti. Eventualmente qui sopra lo vedete, il numero di telefono per contattarmi per consulti privati, costa di 20 euro 45 minuti. Potete anche contattare il legale, sempre a 20 euro 45 minuti. Bene, parliamo dei sigilli, questi sconosciuti. Che cosa sono, a cosa servono? Allora, la prima premessa è che di sigilli o di amuleti, diciamo che è pieno l'universo, social, ne parlano destra e sinistra. Nel mio cammino professionale ne ho visti tantissimi di tutti i tipi, di tutte le qualità. Fondamentalmente anche l'essere umano è un sigillo, ma questo è un altro discorso. E certi che funzionavano perché erano fatti con determinati criteri, certi che invece erano solamente, in un certo senso, a essere ancora gentile, erano, come si dice, qualcosa che attirava le allodole. Ma a che cosa servono? Servono a compensare il campo vibrazionale, almeno quelli salomonici che fa il Legarda, a chiudere, rattoppare, ricucire quando uno nasce lo strappo che ha a livello planetario. In altre parole, quando uno nasce, nasce con degli influssi planetari propositivi e con altri influssi planetari che sono meno propositivi. E i sigilli, alcuni sigilli salomonici, cercano con le loro attivazioni, con le loro creazioni, con il loro battesimo. Il sigillo è un'entità viva che in un certo senso cerca di chiudere, di ricucire, di rivestire giorno dopo giorno la persona per un determinato scopo. Magari uno nasce e ha degli influssi planetari deboli per il lavoro e automaticamente si crea un sigillo. Il problema è che le persone sono state indotte a credere che i sigilli facciano, cioè siano dei bottoni della corrente che tu li attivi e poi fanno subito il suo lavoro. Nella realtà una persona ha un'aspettativa di vita di 80-85 anni e il sigillo, ad esempio, faccio un esempio del sigillo del lavoro. Un sigillo è come un guardiano, no? Un guardiano che uno a fianco e se ha bisogno, ad esempio, se un sigillo sul lavoro, ha bisogno del lavoro, ogni giorno nel campo astrale della persona cerca di ricucire o rinforzare quel bisogno, quel buco, quella mancanza. Però il sigillo è anche intelligente, è quasi una forma egregorica, diciamo così, ma non è un egregore, che praticamente se il lavoro per quella persona è negativo, il sigillo non lo aiuta a raggiungere quel lavoro lì. Se il sigillo vede che quel tipo di lavoro non va per lui, anche se stratosfericamente pagato e tutte quelle cose che uno si aspetta dal turbocapitalismo, il sigillo non lo aiuta. Il sigillo aiuta a cercare il lavoro giusto, che serve karmicamente a far evolvere l'anima. Oppure ci sono dei sigilli, ad esempio, noi abbiamo lavorato un tempo fa
per una ditta di navigazione importante, grossa, in cui ad esempio le navi a un determinato periodo erano attaccate a livello vibrazionale da dei concorrenti e allora il committente ci ha commissionato un sigillo per ogni battello o nave. Si può creare un sigillo per qualsiasi cosa. Chiaramente noi esseri umani, andando sui social, siamo più propensi a cercare sigilli o per l'amore, o per il lavoro, o per la salute e quant'altro. Quindi lo stesso sigillo, un sigillo che ad esempio è stato creato da Salomone 3500-4500 anni fa, che va bene per uno, ad esempio per la salute, magari con un'indagine analgesica c'è bisogno di un sigillo che ad esempio non è per il lavoro, anche se lui cerca lavoro, ma è per non so io, la salute. Perché? Perché con l'indagine radioestetica si vede benissimo se per il lavoro c'è una mancanza di salute nel futuro e quindi magari potrebbe perdere il lavoro o non trovare quello ideale. Quindi bisogna sempre stare attenti ai sigilli, chi li crea, chi li battezza, chi li santifica. Capite? Ogni sigillo è ad hoc, non c'è un sigillo uguale all'altro. Noi abbiamo la nostra Ildegarda che è fortissima a fare i sigilli, però il sigillo ha questo vantaggio che praticamente è un angelo, no? Che guida, guarda e custodisce il proprio committente perché viene creato e battezzato sul campo eterico sul campo astrale del committente. Quindi non esiste uno che compra un sigillo poi a nome suo e poi lo regala a un altro. Non esiste perché quel sigillo è per lui. Poi bisogna stare attenti a un'altra cosa. Quando si distrugge un sigillo c'è un debito karmico come un omicidio. E lo dicono tutti i grandi maghi, e lo ripete anche il maretto veneziano, che quando si prende un sigillo bisogna non romperlo mai. Se no si mette, il grande mago mette delle chiavi di sicurezza che se in un momento di ira la persona strappa il sigillo, no? Automaticamente il sigillo si disinnesca o viene rubato. Attenzione perché ve lo possono anche rubare, no? E quindi capite che c'è anche questo pericolo. Poi un'altra cosa importante, vi faccio solamente una storiella, anni fa mi contatta una dottoressa specializzata in tumori, cancri, insomma, una cosa del genere. Lei si era fatta fare un sigillo da una signora massona che vendeva libri, cioè aveva una libreria massonica in una grande città. E questa qui gli ha fatto il sigillo, però questa dottoressa, presa da un attimino di nervosismo, ha stracciato il sigillo. Da quel momento lì la sua vita è andata in catabolismo, si può dire, cioè ha perso il lavoro, ha perso la salute, ha perso il fidanzato, insomma, una caterba di... Purtroppo quando ho contattato il marito veneziano, ormai il danno era troppo, gli ho detto, beh, cioè, contatta chi ti ha dato il sigillo, quella che gli aveva venduto il sigillo gli ha chiuso la porta in faccia e non voleva più sapere. Quindi capite che quando voi acquistate un sigillo, acquistate una cosa importante e lo dovete anche tenere in un certo senso protetto e lui vi proteggerà. Non ha niente a che vedere, ad esempio, con questo bellissimo talismano amuleto che ha delle altre caratteristiche, ha altre peculiarità. Comunque, se adesso tu mi stai ascoltando e la tua stalla è bella piena, bella paciocona, ti conviene fare un buon sigillo, ad esempio, per il mantenimento della famiglia, per il figlio, per la figlia, per il lavoro. I sigilli sono importantissimi, cioè il marito veneziano e il Legada ne hanno tantissimi, perché chiaramente un sigillo va bene solo per il lavoro, ma non va bene per altre cose. Come minimo ci sono 44 sigilli salomonici, più ci sono tantissimi altri sigilli di altre tipologie che si fanno e hanno anche altri prezzi. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima.